Le allieve sono molto interessate a questo tipo di corso, anzi le vedo partecipative, sono attente agli aspetti, anche allo sviluppo del programma stesso e hanno, diciamo così, una interazione in aula molto personale. Secondo me è stato sicuramente positivo, anche perché loro nei miei confronti sono state, ho sentito un senso di solidarietà e spirito di squadra, mentre rispetto a lui che sono un po' più pungenti, con me invece erano molto attente, rispettose, molto carine sono state, quindi effettivamente era un corso dedicato alle donne. Il corso si sta rivelando utile, con anche dei consigli pratici su come orientarsi all'interno delle aziende e affronta tutti i temi di massima attualità, partendo appunto dalle responsabilità che possono avere gli amministratori all'interno delle società, fino ad arrivare anche alla responsabilità degli enti, quindi ai modelli 231 che oggi sono appunto richiesti dalla normativa, ma che ancora non sono strumenti attuati a pieno a livello aziendale. Svolgere quindi una professione alternativa o un arricchimento professionale in materie trasversali. Interessante trattare anche ambiti soprattutto privati ma anche pubblici. Probabilmente io nella mia professione non ho mai trattato di società pubbliche o partecipate pubbliche, quindi potrebbe essere un ambito da affrontare molto. Sono molto orgogliosa di aver dato patrocinio a questa iniziativa che ho voluto assieme a Confprofessioni, che ringrazio, e la prima in Italia fatta da Confprofessioni. La partecipazione è davvero molto sentita e secondo me l'esito sarà davvero delle competenze che dovranno essere poi utilizzate grazie alla legge Golfo-Mosca, che adesso vede tante donne nei consigli di amministrazione. Mi auguro che tutte queste abbiano davvero l'opportunità, perché se lo meritano, sono preparate. Un corso di questo tipo non solo deve essere il primo, ma deve essere ripetuto, perché è giusto che anche nei consigli di amministrazione ci siano persone competenti, che conoscono esattamente la legislazione e che siano motivate. Quindi sono contenta oggi di essere qui a Vicenza, mi auguro che si prosegua, questo corso si concluderà a fine marzo, ma ne proporremo sicuramente degli altri e io sarò sempre al fianco di Confprofessioni per garantire la realizzazione non solo del corso, ma la possibilità poi, magari con la costituzione di un albo, di garantire alle persone che hanno avuto la forza, la pazienza e hanno dedicato il loro tempo alla professionalità, a garantire delle possibilità di lavoro reali.